Lettura delle formazioni delle squadre, iniziando dagli ospiti dell'Alto Vicentino. 3 Guerra, 4 Giugnati, 6 Ordinari, 7 Diavolo, 8 Romagna, 9 Emanueli, 10 Caiche, 11 Murillo, 14 Zanicini, 18 Papas, 23 Filippino, 30 Salatorello, sinistra in viso Serandrei. Nicola Pettoli.
signori Curvi, signori Sacco e Laghi di Bologna e gli amici dell'Uno, al Grono Piccolo Chieste. Con tutti, buon divertimento! Dal Mara De Gasperi di Cornedo Vicentino, 12ª, anzi 11ª e ultima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 in campo questa sera. Futsal Cornedo e Alto Vicentino in quello che è il derby iberico. Si affrontano due squadre in diverse condizioni di classifica. Alto Vicentino salvo già da settimana scorsa e quindi può giocare con la mente libera. Futsal Cornedo già sicuro di un posto ai playoff, unica cosa ancora da decretare quello che sarà il posizionamento di partenza del Cornedo nella griglia dei playoff, o terzo o quarto posto. Bentornato Cristiano Tomasi. Ciao, che partita ci aspettiamo oggi? Ci aspettiamo un Cornedo che, avendo magari qualche stimolo in più di vincere proprio per un posizionamento migliore nei playoff, proverà portare a casa oggi la vittoria. Però sappiamo che il derby è sempre partita vissuta, ma venderà cara la pelle sicuramente l'Alto Vicentino. Allora, è ovvio che il credo di oggi è informazione sperimentale, out del Gaudio e Fabrizio Amoroso per evitare problemi con i cartellini in vista dei playoff, out Nicola Amoroso e Narciso per una questione scolastica, e out ovviamente anche Boscaro per il solito problema muscolare. Per quello che riguarda invece l'Alto, formazione al completo che parte in questo derby con Fabris tra i pali, un quartetto di movimento composto da Zarantonello, è partito Zarantonello, El Mannuni, Murillo, sembra di aver visto Tumiati, sia Tumiati a partire da dietro, davanti ovviamente al portiere Filippo Fabris. Cornedo invece che inizia con Fioraso, Grigolato, Tibaldo, Zini e Cailotto, proprio quest'ultimo in possesso di palla adesso. Sarà interessante vedere come in una formazione così sperimentale come il Cornedo riuscirà magari a trovare ritmo nell'arco della partita. Io e Lele già 2 settimane fa abbiamo visto una bella formazione sperimentale che ha portato comunque a una vittoria bella, sofferta, giovane perché era ricca di giovani, però sappiamo che Cornedo ha saputo lottare anche quando aveva molte assenze quest'anno, quindi la venderà cara anche oggi. Sicuramente sarà una bella partita. Sì, ricordavi quel pazzesco 4-3 con l'Energy, con anche lì tante assenze, sotto 3-0, poi la squadra è riuscita in una rimonta che ovviamente passerà sicuramente alla storia di questo campionato. Adesso andiamo a vedere un po' come sono arrivate queste due squadre a questa partita. L'Alto è reduce dalle KO casalingo con la Osta e però dal pareggio invece esterno sul campo del Quartu. Cornedo invece è reduce da 2 vittorie di fila. L'Alto è la prima occasione, Cornedo, Cailotto non riesce a superare Fabris. Dicevamo Cornedo reduce da 2 vittorie di fila con l'Energy in casa e il Villorba fuori. Zarantonello, giocatore che insomma a livello giovanile ha giocato milioni di volte contro il Cornedo quando vestiva la maglia delle Grifo nelle giovanili biancorosse. Ultimo tocco di Salah El Mannuni, secondo il direttore di gara. Si ripartirà con la rimessa in gioco in favore del Cornedo, se ne incarica Leo Zini, all'indietro per Fioraso, subito per Cailotto, un cambio di lato dove però non ci può arrivare nessuno. Un Cailotto che oggi rivediamo da laterale, dopo aver fatto con l'Energy una partita tutta da centrale, la migliore in campo assoluto. Però appunto mancavano sia Murga che Grigolato, quindi è stato quasi obbligato praticamente a giocare tutto il match. La palla Zini, in mezzo a 2 Zini, il giro di Zini, la conclusione, il primo tiro verso la porta avversaria alle 2:15, il tiro di Zini, para Fabris sul primo palo. Ed è questo forse il primo vero tiro in porta dopo quel tocco di Cailotto, ed è proprio Cailotto che si va a incaricare di questo calcio d'angolo
palla dentro, chiude bene Zarattonello, ma la palla è ancora per Cornedo che la lascia sfilare con Zini. Sarà rimessa in gioco per il Cornedo. Tanto da sottolineare anche appunto questa partita, pur non contando veramente moltissimo i fini della classifica delle due squadre, si sta giocando Cristiano in un contesto di palazzetto strapieno e gente che si sta guardando la partita anche fuori dalle paratie laterali. Sì, infatti era difficile trovare parcheggio, essendo arrivato io un quarto d'ora fa, dico c'è veramente tanta gente a vedere questo derby. Poi anche una bella giornata, quindi si può rimanere fuori e guardarla anche attraverso le finestre. Fallo di Salah El Mannuni ai danni di Tibaldo, primo fallo della partita, calcio di punizione per il Cornedo dopo 2 minuti e 30 secondi, risultato ancora fermo sullo 0-0 di partenza. Vanno a confabulare un po' i 3 giocatori blu amaranto per decidere quale soluzione optare da questo calcio da fermo. Rimane sul punto di battuta il capitano Grigolato, va in parallela Zini, aspetta forse un secondo di troppo, può andare in ripartenza veloce l'alto adesso, ma Tibaldo va subito a rinviare su Murillo e va a intercettare quello che poteva essere un contropiede pericoloso dell'alto. El Mannuni contro Cailotto, va a cercare Murillo, fa scorrere la palla a Grigolato, intelligentemente la accompagna sull'out laterale, quindi la rimessa in gioco sarà per il Cornedo. Cailotto si affida a Fioraso, leggermente fuori misura questa volta il rinvio con i piedi dell'estremo difensore classe 2004, si sta scaldando anche dietro Portinari adesso nelle fila dell'alto. Il fallo sì abbastanza evidente da parte di Tibaldo su Tomiatti, altri 2 giocatori che hanno vissuto insieme buona parte del loro percorso formativo nelle giovanili dell'Arzignano. È un alto che un pochino di delusione ce l'ha di non essere dentro i playoff, e a maggior ragione dimostrare oggi di riuscire a fare una bella partita qui a Cornedo è un grande obiettivo per loro. No, qualcuno chiacchieravamo prima della partita dicendo vabbè, ma alle 2 squadre questa partita interessa poco, verrà fuori una partita bruttissima e bla bla bla. Cioè, alla fine quando sei in campo giochi indipendentemente da tutto, a maggior ragione l'alto che ha proprio la libertà mentale di non avere nulla da giocarsi può affrontare il derby con la mente libera da varie pressioni. Comunque è partita viva. viva. Di Zarattonello qua che però scivola il momento del passaggio. Sì, è comunque partita viva e lo dimostrano nei primi minuti dove già gli scontri ci sono, nulla di cattivo finora, ma abbiamo già visto bei duelli. Sì, poi ricordiamo che dal punto di vista dei precedenti questo è un dualismo che insomma negli ultimi 2 o 3 anni ha portato sempre partite molto combattute, vittorie di massimo una rete e tanti pareggi, come anche la partita di andata pareggiata per 5-5 al Palalanzi con un continuo capovolgimento di fronte, una squadra che si portava avanti, l'altra la pareggiava e poi andava avanti. Ricordiamo il gol del definitivo 5-5 segnato dall'alto a 1 minuto dalla fine. Fabris prova a lanciare per l'inserimento di Portinari, palla troppo lunga, adesso alza un po' il forcing, la pressione l'alto per andare a prendere alto il Cornedo che però esce con Fioraso, palla per Cailotto, ha doppiato Cailotto, va da Boschetto, Murga, è entrato anche lui, il blocco di Cailotto, la tiene lì, non rischia, riparte dal guerriero Murga. Boschetto è in difficoltà, rischia di perdere il pallone, ma l'ultimo tocco è stato di Murillo. È una bella pressione lì, quasi una pressione a 3 su Boschetto per non fargli fare quel passaggio. Tanto cambio nelle fila dell'alto dentro Iliade Romagna con la maglia numero 8, primo ingresso. Illide Romagna. Illide, insomma dai, gli ho No, è perché lo conosco. Bello Iliade, era bello. Fa vedere tutta la mia cultura. Bene, fermiamoci qua. È solo perché lo conosco. Zarattonello prova a imbucare in una zona di campo dove non ci può arrivare proprio lo stesso Romagna e quindi ci sarà la rimessa in gioco in favore del Cornedo con Murga, palla per Fioraso, non è pressato Fioraso, prova lo scarico lungo, esce regolarmente Fabris, fa sulla palla, può ripartire subito il
l'Alto, ma è alta la pressione di Dal Pezzo che è entrato in campo adesso il classe 2009 del Futsal Cornedo, recupera la palla adesso, va in 1 contro 1 in mezzo a 2 Dal Pezzo, la palla gli rimane lì, attenzione alla ripartenza dell'Alto, Romagna, palla dentro, buona questa, e c'è il vantaggio dell'Alto con Portinari al quinto minuto di gioco. Una bella palla questa. Dell'Alto Vicentino ha segnato il numero 6 Pietro Portinari. Una bella palla su recupero con Romagna che ha messo davanti al portiere Portinari, poi freddo lui a fare un po' di scavetto sul secondo palo, quindi meritatamente comunque avanti l'Alto 1-0. E quindi si è sbloccato il risultato qui al Pala De Gasperi di Cornedo con l'Alto avanti di 1. È stato molto cinico qui l'Alto a riuscire a approfittare al meglio di questo errore di posizionamento difensivo da parte del Cornedo. Murga per Boschetto, adesso effettivamente si vede che è proprio efficace questo pressing un po' più alto da parte dell'Alto. Giocata qui di Portinari, lo stende Murga, l'arbitro lo redarguisce solo verbalmente, calcio di punizione per l'Alto, secondo fallo commesso Cornedo, prova a battere in velocità Portinari per servire proprio Romagna, ma la palla arriva oltre la linea di fondo campo e quindi potrà ripartire, anzi no, è rimessa laterale. No, rimessa laterale. Dal Pezzo in orizzontale su Fioraso, questa volta bene per Tibaldo che però perde il duello con Romagna e va anche sì a commettere fallo. Romagna che è entrato bello deciso, no? Sì, sì. Assist, adesso si guadagna questa Lo rivediamo punizione. qui, eccolo qua, prende la posizione e poi viene steso appunto da Tibaldo. Diciamo la protesta da parte di Tibaldo era il braccio alto di Romagna sulla sua faccia, non ravvisata comunque dal direttore di gara. Attenzione qua, recupera una buona palla al Cornedo, Murga prova lo scarico, si arrabbia con Dal Pezzo e gli diceva buttati dentro sul secondo palo. Tanto ricordiamo, non l'abbiamo ancora fatto, che oggi tutte le partite si giocano in contemporanea, dato occasione Cornedo! Gol Cornedo! Con il numero 6 Mattia Tibaldo! È un tiro che sembrava quasi senza pretesa, invece non ha letto benissimo il portiere Fabris, ma la viene ribalzata un po' sotto. Sì, diciamo che secondo me Fabris l'ha proprio battezzata male come conclusione e quindi insomma si è già in situazione di parità. Da una parte è arrivato appunto il gol di Portinari, dall'altra ha segnato Tibaldo. Ancora Boschetto pressato, non lo lasciano uscire da quella zona, riesce poi a girare tra Fioraso e Murga, la palla torna ancora a Boschetto, riesce a controllare il pallone alto, allora Caiche riparte lui, dentro Grigolato adesso con Murga, quindi due giocatori molto difensivi ma anche bravi a creare davanti per i compagni. Bravo qui a girarsi Romagna, stavolta la palla Adesso esce. passiamo con il momento romanticismo qui, è ovvio che insomma per chi vive il settore giovanile del Cornedo è bello vedere in campo in A2 Francesco Dal Pezzo, classe 2009. Allora, l'abbiamo detto tante volte 2 settimane fa con Lele che c'erano lui, c'era D'Alessandro, insomma tanti ragazzi veramente giovani. È la giocata qua di Zarantonello, perde palla. Bravo Brozzini, eccolo. Perde palla su Caiche, 3 contro 2. Diciamo che questa azione è stata la sagra dell'errore. Sì, c'è stato 3 errori su 3 contrasti È diversi. difficile da commentare, è difficile. Grigolato a girar palla su Murga in orizzontale da Zini, prova a buttarsi dentro Zini, preferisce ripartire da dietro Cailotto,
fa ordine Grigolato, adesso da Zini, 1 contro 1, il tiro di Zini, si è salvato Fabris in qualche modo, aveva rubato il tempo proprio a Romagna, conclusione di Zini, parata dal portiere. Sì, adesso addirittura in questa fase ci sono Grigolato, Murga e Cailotto, che appunto 2 settimane fa faceva anche la centrale, quindi più coperto il Cornelio in questa fase. Cailotto per Zini, Murga in parallela, bella questa giocata in velocità, Murga, Cailotto, Zini, leggermente fuori misura però lo scarico da parte di Cailotto, non ci poteva arrivare il compagno sul secondo palo, nulla di fatto, 12:26 all'intervallo, 1-1 il punteggio, l'ha sbloccata all'alto con Portinari, la pareggiata il corridoio con Tibaldo. Comunque parlando di giovani, anche Narciso che ha giocato molto bene l'ultima qui in casa. Alessandro che appunto avevamo già citato, poi ovviamente Nicola Un saluto Amoroso. lo mandiamo insomma oltre fuori dall'Italia, perché in questo momento sia Nicola Amoroso che Narciso sono in Irlanda e quindi un saluto a loro. Cailotto si sforza di tenere il pallone in campo ma non ce la fa, sarà rimessa dal fondo per l'alto con Filippo Fabris. Poi c'è anche Joshua Preto in panchina, sicuramente un altro di quelli che vedremo, qualche spezzone. Attenzione, bella questa imbucata per Filippin, esce bene Fioraso. Qui bravo a non cadere immediatamente Fioraso. Filippin che ricordiamo è un ex di questa partita, è stato qui al Pala De Gasperi ai tempi di quello scriteriato periodo Covid. Ma intanto la conclusione di Zanoncini col mancino, la risposta di Fioraso. Attenzione al tocco doppio e poi la conclusione da fuori ancora di Filippini. Alle stelle, vediamo se c'è stata una deviazione, vediamo un po' su cosa c'è stato il fischio del direttore di gara, ma forse vuole dare la rimessa laterale. Sì, perché la palla ha toccato. Sì, allora, diciamo il motivo del contendere era che sì, la palla ha toccato il tetto del Pala De Gasperi, ma Fioraso diceva sì, ma l'ha toccata dietro la linea Sì, di fondo esatto, campo, probabilmente già quando era quindi uscita. sarebbe stato corretto ripartire proprio dalla rimessa del portiere. Murga va da Cailotto contro Zanoncini, Cailotto il destro, l'ultimo tocco proprio del 14 dell'alto. Tanto sugli altri campi c'è il vantaggio del Sesto sul campo del Crema. Attenzione, possibile contropiede in superiorità dell'alto con la palla che arriva a Filippin, se la porta sul mancino, lì ha perso proprio il tempo della conclusione. Prova a costruire ancora l'alto, qui va Grigolato in scivolata. Efficace su Zanoncini. Messa laterale per l'alto in zona offensiva, palla fuori per Zanantonello a girare palla sulla pressione di Tibaldo, bella la giocata di Zanantonello, si accompagna però il pallone oltre la linea laterale, sarà rimessa in gioco per il Cornedo. 11:09 all'intervallo, 1-1 il punteggio. Palla lunga adesso a cercare proprio Tibaldo, non ci arriva, quindi altra rimessa per l'alto vicentino. Nonostante insomma, come dicevamo, la partita conti relativamente, pubblico Bulamaranto che incita a gran voce i propri beniamini, e anche oggi, come dicevamo, probabilmente uno spillo qua dentro non riuscirebbe a entrare. No, oggi è difficile. Scivola Zanoncini nel momento del controllo e permette un facile controllo a Cailotto. Tibaldo, Zini per Cailotto, buono il gioco di Cailotto, colpisce la base del palo, sfortunato qui il Cornedo, andiamo a rivederla, bella la giocata di Cailotto, il tiro e scheggia il palo alla destra di Fabris. È andato quasi troppo convinto, quando sei troppo convinto di segnare rischi di cappare in qualche errore, quello è quello che è successo. Ora prova Pessig alto, Cornedo che recupera con Murga. Murga! Prova di punta. Si è fatto ingolosire Gerazzini
Zini però ben posizionato sul secondo palo, andiamo a rivederlo, eccolo lì, c'è proprio Zini che si lamenta del fatto di essere stato in buona posizione, di non essere stato servito dal compagno. Oggi che Cornedo non ha i pivot perché appunto mancano Sì, sia Moroso che Del Gaudio, quindi stanno cercando di ruotare davanti a turno. si giocano un po' di 4-0 nel senso vero della parola, cioè di non avere un ruolo puro. Murga qui recupera palla, Forse è strattonato. questo ci sembrava un fallo abbastanza evidente, ma gli arbitri non lo hanno ravvisato. Andiamo a rivederlo qui. Murga recupera la palla, ci mette il corpo, ok, viene estratto da Zaroncini, forse però l'ha leggermente accentuata, per cui forse ci può anche stare questa decisione. C'è una chiacchiera tra Zini e l'arbitro. Sì, credo proprio che il motivo del contendere fosse stato quel contatto su Murga. Zini arriva per primo sulla palla Tomiatti, c'è spazio per Filippin, la conclusione respinta da Tibaldo. Portinari per Filippin, controllo impreciso, la palla va in rimessa laterale per il Cornedo. Adesso il ritmo è calato un po' qui rispetto a quello che era stato un avvio abbastanza veemente da parte delle due squadre. Stanno cercando un po' le misure entrambe. Come dicevo, il Cornedo secondo me soffre un pochino la profondità perché vedi che manca una figura su cui appoggiare palloni alti. Nel frattempo ovviamente l'alto Come si la sta palla ristrutturando. Qui bravo. Tibaldo, c'è spazio per Boschetto, la gran parata qui di Fabris. Ecco, ovviamente la mancanza di un appoggio davanti crea questa situazione, no, di recupero palla con spazio laterale per riuscire ad andare all'1 contro 1 e conclusioni laterali. Aggiunto un fallo. Sì, è stato aggiunto un fallo, sì. E anche c'è un cartellino giallo per Tomiatti. Quindi è il primo giallo a 9:44 al termine del primo tempo. Ok, quindi 9:44, abbiamo scollinato la metà del primo tempo e adesso andiamo a fare un giretto sugli altri campi. 2-0 del Sesto in quel di Crema, poi tutti gli altri sono 0-0 al momento attuale. Tibaldo per Grigolato, ci mette il piede, una delle più interessanti sorprese di questa stagione dell'Alto, gli ha respinto la palla, ci riferiamo ovviamente a Munilo. Boschetto, palla per Caiotto! Con la maglia numero 5 Niccolò Caiotto. Ecco, lo rivediamo adesso nel play sulla rimessa laterale, la conclusione è probabilmente toccata perché Fabris si è buttato effettivamente anche un po' in ritardo, che ovviamente c'è stata una deviazione. Diciamo due gol rocamboleschi del Futsal Cornedo. Ovviamente il gol è quando palla entra in porta. Sì, beh, ovviamente succede tante volte che tiri bene e la palla non entra, due tiri non pulitissimi e due reti del Cornedo. Adesso c'è angolo per gli ospiti. Cailotto, nono centro. Sì, siamo a 9. Siamo a 9, sì. E c'è per ancora Fioraso. Tibaldo invece era il quarto stagionale. Attenzione. Portinari recupera palla. Ripartenza Cornedo con Tibaldo. Murillo va a ringhiare su di lui. L'ultimo tocco è stato proprio di Tibaldo, quindi rimessa in gioco per l'Alto. Vede proprio chiaro il mood di gioco del Cornedo, che è quello proprio di recuperare nella metà campo e provare subito gli scatti offensivi, perché la velocità è una delle armi dei giovani di Cornedo. Tanto prima non avevamo dato il dato statistico, 22esimo gol di Portinari quest'anno, nono di Cailotto e quarto di Tibaldo per i tre marcatori di questa partita. Sale Fioraso, si è fatto incolosire troppo e ha rischiato parecchio qui Fioraso, che
insomma sappiamo avere un Anche piedino sì, niente no. male, quello sì. Quello non possiamo dire niente. In settimana c'era stata la battuta del fatto che mancando i due pivot Poteva andare lui davanti. perché non mettere Fioraso a pivot? Poteva andare lui. Secondo me non avrebbe neanche fatto No, malissimo. non credo. Ancora la maglia di Murga Come che... la palla a Boschetto in mezzo a due e gli arbitri al quarto contatto decidono di fischiare calcio di punizione soprattutto Cornedo, quarto su- fallo dell'Alto. Soprattutto su Murga prima c'è stata una trattenuta Sì, prolungata, la quindi... maglietta era molto evidente che era stata tirata. Terzo fallo, scusatemi, dell'Alto. Siamo 3-3 per quello che riguarda i falli, 2-1 per il Cornedo del punteggio e 8-38 all'intervallo. Questi sono tutti i numeri della partita finora. No, Murga ha chiamato E la vuol tirare Murga secondo me da lì. come mettersi a Tibaldo, creare un blocco. Aveva chiuso bene però il Mannuni. Boschetto per Fioraso, cerca l'1-2, la palla a Tibaldo, bene per Murga, bene per Boschetto, la tiene lì Boschetto, ancora una volta, salva, Fabris e poi palla fuori di poco, andiamo a rivederla insieme, Boschetto se la porta sul mancino, la respinta di Fabris, il tiro di Murga fuori di poco. Ah, che bello soprattutto il primo passaggio di Tibaldo in diagonale per Murga, lì si è creata poi la giocata. Out, chiesto panchina Alto Vicentino. Nel frattempo l'Orange ha fatto un 1-2 veloce perché cioè già 2-0 sul Verona. E ovviamente pensando a Corredo è un risultato che va bene, nel senso che abbiamo da capire un po' il posizionamento in classifica proprio con l'Olimpia, e in questo momento Cornedo terzo, Olimpia quarto, primo turno dei playoff in casa dell'Olimpia l'andata, in caso del Cornedo il ritorno, al momento sarebbe così. Orange, che ricordiamo è in formazione ridotta perché mezza squadra, cioè tutti i suoi bravissimi giovani, sono impegnati nella Coppa Italia, dove domani affronteranno la finalissima con la Roma. Fabris lascia per Zanantonello, si va da El Mannuni, Zanantonello a cercare il pivot Murillo che si incastra con Grigolato, occhiataccia di capitano Grigolato a Murillo, sarà un bel duello fisico adesso lì davanti. Fabris, lancio lungo proprio a cercare Murillo che fa la sponda di testa e Tibaldo non si fida del posizionamento dei compagni, o forse non ha visto se era stato coperto, seguito da qualcuno, e quindi mette la palla in rimessa laterale. Portinari prova la botta sul secondo palo, non ci può arrivare Murillo. Parlando di scontri fisici ho ancora in mente quelli fatti da Cailotto 2 settimane fa con Montrasio e Sardella. A momenti sembrava lotta greco-romana, con due pivot Di livello assoluto. e io e lei dicevamo ma durerà Cailotto tutta la partita? Bella giocata del Cornedo, Tibaldo, la magia del numero 6, Mattia Tibaldo. Quindi dobbiamo già aggiornare il tabellino perché sei il quinto per Tibaldo in campionato. È la giocata personale. Riparte l'Alto con palla da dietro. Che golasso però. Sì, gran gol.
Murga recupera palla, va a ringhiare in mezzo a due, perde palla al corredo, ripartenza dell'Alto con Murillo, palla buona, dentro il gol dell'Alto, lo scarico di Portinari e il gol di Murillo. Il gol dell'Alto segnato dal numero 11 Murilo da Silva. Murillo sono 30, sono tanti. Hai detto tu, una delle grandi sorprese dell'Alto, ma in generale di tutta la Serie A2. Diciamo che l'Alto è usuale in questi colpacci, prendendo giocatori da categorie inferiori. L'aveva fatto l'anno scorso con Lino Caiche, lo ha rifatto quest'estate con Murillo e insomma va riconosciuto alla società di Schio di essere uscito in due colpi sicuramente importanti. Dentro Zini intanto, dunque si rimane con un solo gol di vantaggio per il Cornedo e quindi l'abbiamo detto tante volte, il derby è il derby e indipendentemente dalla classifica è sempre il derby. Tanto qui c'è stato il fallo di Murillo a palla già lontana su Zini, è il quarto fallo dell'Alto a 6,56 dall'intervallo. Le proteste della panchina dell'Alto con il direttore di gara che è andato a spiegare la motivazione della propria decisione. Murga, Zini per Cailotto, ancora Cailotto per Zini, ma troppo lungo il tiro, ma la palla rimane lì, c'è spazio per Tibaldo, stavolta preferisce andare da Cailotto, veloce da Murga, il giro palla blu amaranto, il blocco di Cailotto per Tibaldo, si va da Zini, attenzione alla pressione di Murillo. Cailotto va a puntare Portinari, c'è Tibaldo sulla di sinistra, palla dentro per Zini, si gira Zini, la tocca Zanantonello, Cailotto la fa sua, lascia su Murga, pressato forte da Murillo e allora per non rischiare Murga va da Fioraso, ancora lo spagnolo, in orizzontale per Cailotto, la tranquillità che infonde Murga là dietro Cristiano. Sì, l'esperienza di Murga si sente tutta quando è in campo, poi sta facendo una stagione veramente molto buona, che era quello che si aspettavano qui a Cornedo, direi che non ha tradito le attese. Esce dai pali Fabris intanto, buona l'idea, bella giocata dell'Alto, Mannuni temporeggia un po' troppo ma buona giocata qui dell'Alto, brava Zanantonello, Zini, recupero efficace, Portinari va sul lato di destra, raddoppiato Portinari, si accompagna la palla in fallo di fondo, è mal posizionata la difesa dell'Alto, Zini, controllo leggermente troppo lungo, ma siamo già dalla parte opposta con Murga, si è sentito tutto il palazzetto che ha accompagnato la scivolata del giocatore spagnolo con il classico ha fatto un sorriso anche lui perché era la classica scivolata anche per fare un po' di scena, no? La garra sua si è vista lì. Boschetto per Murga, movimento di Tibaldo ma preferisce Cailotto, ora Murga per Tibaldo Murga, adesso il verticale. Attenzione, uno dei primi errori di Murga, Murillo col mancino, la palla rimane lì, salva Boschetto sulla linea. Basta un errore. Abbiamo visto l'errore di Murga in questo caso e era bravissimo Boschetto a rimediare. No, beh, diciamo che l'Alto sta giocando una partita di grande spirito, di grande voglia, di determinazione. L'aria di derby si sente tutta. No, beh, è sempre così ed è giusto che sia così. Si sente meno tensione perché si sa che il valore non è per tutte e due uguale, però è un derby quindi la voglia c'è di dimostrare ai cugini di essere superiori agli altri. Ma prova la giocata Boschetto, che ha chiesto forse un po' troppo lì le proprie doti tecniche. Intanto accorcia il Videoton Crema 2-1 sul Sesto e vince il Fiano 1-0
con l'Isola, sale Fabris, qui la porta un po' troppo, Grigolato col mancino, non era neanche una cattiva Mamma idea. mia. Zarantonello per Filippin, si fa vedere Caiche, è rientrato il brasiliano, palla a Portinari per Zarantonello, viene il capitano dell'Alto, lo va a pressare forte, È uscita. Boschetto, No, c'è vediamo cosa ha fallo. fischiato. C'è fallo perché parlava di spinta. Ed è 4 falli per parte a 4 minuti e 23 dall'intervallo. 3-2 punteggio Cornedo finora. Zarantonello per Portinari, palla che va fuori oltre linea laterale. Questa volta il time out lo chiama la panchina del Cornedo con Mauricio De Andrade. Time out chiesto panchina Futsal Cornedo. Sono sbloccate tutte le partite perché anche Aosta è in vantaggio con l'Energy, Quartu Sta vantaggio vincendo col 1-0 con Villorba, Villorba, sì. Fiano 2-0 con l'Isola e Videoton Crema 1-2 perde in casa con Real Sesto e Quindi andiamo a 2-0 guardare anche un po' Orange. la, Sì. la classifica attuale, vedrebbe l'Orange ovviamente primo e si sa, il Sesto è ovviamente al secondo posto, il Cornedo chiuderebbe terzo, l'Olimpia quarto posto e al momento ai playoff ci andrebbe Il Videoton Crema, Videoton nonostante Crema. stia perdendo in casa. Sì. Ovviamente lì sono chiamate le avversarie a fare punteggio pieno. Diciamo che è un po' sorprendente questo Avis Isola sotto sul campo del già retrocesso Fiano, però insomma la partita è lunga, tanto stavo guardando in tribuna, è bello vedere come la gente stia cercando di incastrarsi una sopra l'altra per trovare un posto per vedere la partita, sembra di vedere il Tetris di qualche anno fa. Sì. Praticamente è bellissimo, bellissimo. Siamo belli pieni anche noi qua sopra nella nostra piccionaia. Sì, ci sono tante persone che sono venute a vedere la partita qui dalla nostra postazione, qualche infiltrato c'è. La prova a giocare in velocità il Corredo ma non ne riesce a giocare, è dato 2-0 il Fiano, per cui attenzione. Zarantonello, Filippi, bucata per Caiche, ancora la palla il Corredo, Cailotto, la scivolata di Nino Caiche che salva tutto. Faccio una domanda, ma Zarantonello è parente di quel Fabio Zarantonello che c'era qua? Non c'entra assolutamente nulla. Niente? Non lo so, ma perché ci assomiglia un pochino, non lo so. No. Palla dentro! Gol Corredo! Con l'assistenza di Niccolò Cailotto ha segnato il numero 8, Thomas Grigolato! Un po' ferma qui sull'angolo la difesa dell'Alto, infatti l'unico che si è mosso dalle mani è solo Grigolato che ha trovato bene l'impatto col pallone. Per il capitano del Cornedo è il quinto anche per lui, quindi. Diciamo che solitamente a un mister, qua correggimi se sbaglio, quando prendi un gol a difesa schierata su rimessa laterale un pochettino da fastidio. No, beh, assolutamente, poi tutti fermi a guardare l'unico che si muoveva in area perché effettivamente è stato l'unico veramente che si è mosso, mi fa ovviamente molto arrabbiare. Qui ancora 1-2, però la palla è uscita, quindi si riprende con un'altra rimessa Alto Vicentino con Caiche. Palla adesso gestita da Romagna, bucata per Caiche che perde palla e Grigolato va dal proprio portiere Giovanni Fioraso. Grigolato per Cailotto, lo scavetto per Boschetto, palla rimane lì, fase un po' confusa, mamma mia, il velo di Cailotto non aveva trovato proprio pronto Fioraso, non si sono capiti. Non so neanche se l'abbia chiamata perché a quel punto sembrava molto sorpreso Fioraso. Romagna, il blocco di Grigolato, regolare il secondo direttore di gara, si può continuare a giocare, tanto arrivano un po' di, non so se ci sono novità. No, c'è l'Orange che è andato addirittura sul 6-0, dal 2-0 al 6-0 nell'arco di pochi minuti. Bisogna vedere se c'è qualche errore magari di aggiornamento. Ma dopo vedremo. Vabbè. Sì. Per ora Mi sa che è più sembra probabile un 6-0. 3-0. Dopo vediamo.
Fabris ha spazio, prova per Filippin, bella giocata personale questa di Filippin. Bella giocata dell'alto, 2.37 al primo tempo, al termine del primo tempo. Fioraso, questa è buona per Cailotto, ho visto, avevo una memoria del passato su quel rilancio lì, secondo me lì Nicola l'ha pensata, ma poi ha detto la palla è troppo corta, mi sa che se mi butto e cerco la rovesciata non la prendo, faccio una figuraccia, e quindi è andato sulla cercare di controllare la palla. E aveva anche l'uomo che arrivava in diagonale, quindi o gli dava un calcio sulla faccia probabilmente. Sì, ma la sana furia di Cailotto secondo me gliel'ha portato comunque a pensare di provarla. Rigolato va a rinviare, recupera la palla il Cornedo. Ora dentro di nuovo Zini per Cailotto, insieme a Murga, Grigolato, Tibaldo. Costruisce Murga, Grigolato, Zini. Bella giocata di Zini. Zini esce bene Fabris, ma che giocata di Zini. Ma quante ne abbiamo viste fare quest'anno a Zini di questi dribbling, questo scavetto a saltare l'avversario su quel lato. Poi Mancino può fare di tutto. Alla lì, Murga, ancora Fabris. Questa possiamo dire prima grande parata di Fabris. Dall'altra parte ci prova ancora Filippin. Palla però fuori. Rivediamola, eccola qua. Il tiro di Murga, la parata di Fabris. E poi è arrivata una palla lunga, eccola qua, bella conclusione di prima. E la palla è uscita veramente di poco. Ringraziamo la regia di Andrea. Palla per Murga, aia. Doppio tocco, attenzione. Un errore non usuale per il guerriero spagnolo. India Zini, fuori di poco. Dietro la pressione funziona perché sono tante le palle rubate ormai nella metà campo dell'Alto Vicentino da parte del Cornedo. Sai, l'Alto adesso non sta andando più a pressare nella metà campo del Cornedo, e quindi c'è un po' più la possibilità di giocare nella metà campo dell'Alto. Zini ovviamente quando ti punta nell'1 contro 1, insomma, diciamo che 7 volte su 10 ti salta. Due volte su 3 ti salta. Hai aumentato la percentuale quindi? No, 7 su 10 più o meno, 2 su 3 ci siamo. Beh, qui ha provato, Kai che gli aveva lasciato la parte destra del campo, non è riuscito ad arrivarci. Tanto stavo controllando, non è ancora cambiato il 6-0 dell'Orange. Allora probabilmente è quello. Sarebbe clamoroso perché è successo nell'arco praticamente di un paio di minuti probabilmente. Sono stati attenzione, ancora un pressing da parte di Zini, però qui bravo Kaike a cercare Romagna. Allora, la chiacchiera era che l'Olimpia Verona per non prendersi rischi inutili in ottica playoff, come sta facendo il Corredo con i vari Gaudio e Amoroso in tribuna per evitare cartellini, pare sia andato con una formazione molto ridotta, diciamo così, con tanti giocatori dell'Under in campo, e forse potrebbe spiegarsi con questo risultato. Entriamo negli ultimi 45 secondi del primo tempo con il Corredo che prova a uscire. Ovviamente noi ci fermiamo durante l'intervallo e ritorniamo con voi per la ripresa. Fioraso se prova uno dei suoi lanci lunghi con le mani. Sì, lo ha provato, ma è arrivato abbastanza facile su Fabris. Era ancora la caccia del 3-4. Romagna si ha spazio, qui c'è una spinta qua. Si scusa Romagna con capitano Grigolato, andiamo a rivederla qui, eccola qua. Diciamo c'è stato il blocco con il corpo di Grigolato e Romagna non ha frenato la corsa e ha fondamentalmente spinto sulla balaustra il capitano del Corredo. Palla rimane lì, Fioraso 15 secondi, si affida a Murga,
il blocco di Grigolato, orizzontale per Boschetto, mamma che rischio! Bisogna uscire un po' prima lì. Siamo a 7 secondi dall'intervallo, vediamo se sarà una palla buttata dentro, sì è così. Bravo Murillo lì che lotta, forse c'è un contatto. Sì. Ora mancano 8 Andiamo a rivederlo, eccolo qua. centesimi. Allora, sicuramente Murga non si è spostato nel contrasto con il giocatore dell'alto, quello è poco ma sicuro. Probabilmente non c'è neanche il tempo qui di andare alla conclusione perché Eh sì, no, il tiro lo puoi fare. probabilmente sì, se fai un tiro diretto con deviazione. Lino, Niente. e finisce qua. Termina quindi 4-2 il primo tempo, vi invitiamo a rimanere con noi per vivere insieme la ripresa e vi invitiamo ovviamente tutti qui al Futsal Bar per una birra insieme.
Ci siamo pronti per il secondo tempo di Futsal Cornedo Alto Vicentino, valevole per l'ultima gara del girone di Serie A 2. Avanti 4-2 il Cornedo dopo il primo tempo. Adesso da capire ovviamente il derby che strada prenderà, con un Alto Vicentino che proverà a recuperare i 2 gol di svantaggio. Ora Murillo prova col tacco, prova però attenta la difesa del Cornedo con Tibaldo a cercare in verticale subito Boschetto, forse trattenuto, riparte da dietro Cornedo che non ha fretta. Tibaldo, Grigolato, Murga, ancora Grigolato, Tibaldo oggi nel primo tempo 2 gol per lui, e qui ci prova invece Romagna, una conclusione con deviazione, quindi angolo per Alto Vicentino, il primo del secondo tempo. Dietro Zarantonello a cercare un uomo che non trova, quindi un'altra palla recuperata ora da Cornedo che prova a ripartire con Tibaldo, 1 contro 1 con Romagna, che è più forte fisicamente, riesce ad accompagnare la palla fuori. Il primo tocco era di Tibaldo, quindi già ha battuto la rimessa. Palla adesso con Murillo che trova la rete del 3-4. Rete Alto Vicentino, numero 11 Murillo. Quindi accorcia le distanze subito dopo 1 minuto e 4 secondi l'Alto Vicentino, derby che riprende vita, dentro anche Joshua Pretto, primi secondi per lui in questa partita. Prova Boschetto da solo, non ce la fa, viene probabilmente toccato da dietro il numero 6 ospite. Qui palla lunga ancora di Fioraso, non arriva neanche in questo caso, abbiamo viste diverse nel primo tempo palle così, non ci arriva però Boschetto. Ha detto Cornedo assente i 2 pivot Amoroso e Patti del Gaudio. Qui attenzione, un recupero palla che ha portato Grigolato alla possibilità di concludere con la porta vuota, palla però abbondantemente larga, e quindi riparte l'Alto con Murillo che ha riaperto poco fa il match. Murillo, la palla è fuori, quindi si riprende con la rimessa laterale. Boschetto lascia, attenzione, la palla ancora a Murillo, qui forse c'è spinta, si chiariscono i 2, viene data rimessa laterale per il Cornedo. Riparte allora con calma Grigolato, Murga, ancora Boschetto a cercare il mancino. Boschetto prova un taglio, non lo serve Pretto, e allora ancora Murga per Grigolato. Fioraso, attenzione, sotto pressione, e viene dato il retropassaggio irregolare, quindi è dato un retropassaggio irregolare. Ora prova Grigolato a spiegarsi con l'arbitro. Dovrebbe essere rimessa laterale, ma in realtà gli arbitri hanno indicato appunto la punizione dalla linea dell'area, quindi pericolosissimo l'Alto, che ha la possibilità del pareggio del 4-4. Probabilmente non tirerà Murillo, autore del 3-4. Vediamo un po'. E qui ha salvato. C'era Tibaldo già straiato praticamente su quel pallone, eccolo lì, ha colpito col petto, poi bravissimo anche poi Cailotto, probabilmente, no, non era Cailotto, era Murga. E adesso vediamo come si riorganizzerà il Cornedo dopo questo inizio un po' difficile. Con
Cailotto che rientra in campo al posto di Grigolato, dentro anche Joshua Pretto nelle fila del Cornedo, classe 2006. Adesso sì. Diciamo che non è partito con la migliore concentrazione il Cornedo, No, poi decisamente. ovviamente non incide molto il gol subito dopo 1 minuto e 4 secondi del avvio della ripresa, quindi bisogna un pochino resettare le idee per il Blu Amaranto di casa, per un'altra punizione. Intanto i blocchi tra Romagna e Murga. Ferrantonello alto, e allora ancora Fioraso con la palla a cercare Boschetto, questa volta bassa. Adesso vediamo se si riorganizza un attimo il Cornedo dopo questo avvio un po' difficile, ma insomma mi pare di vedere che sì, l'Alto sia partito molto forte, deciso a giocarsi tutto per tutto, appunto. Cioè, intanto l'Alto ancora con Murillo, recupera la palla, adesso è Franco bollato da Pretto. C'è stato l'avvicinamento in porta dell'Alto con l'ingresso di Giovanni Gonella. Esatto, di Giovanni Gonella al posto di Fabris, ha giocato invece tutto il primo tempo, anche qualche errorino di troppo sulle reti subite per Fabris, magari ha inciso anche quello nella scelta. Vediamo adesso se il Cornedo riesce a mettere un po' più di ordine, perché insomma mi sembra un po' di confusione in questa fase, sì. Sì. Portinari bene dentro per Romagna, se la trova di Fioraso e la riesce a parare sull'inserimento di Romagna. Murga, Cailotto, palla su Zini, Cailotto, buono scarico per Pretto, non la trova, da buona iniziazione buona, non è ancora finita. Esce Gonella a proteggere, la rimessa in gioco è per l'Alto, sta riprendendo ritmo adesso il match. Rimessa... Finale cos'è? No, è per l'Alto, l'avevamo vista, sì. Sì, sì. No, viene fischiata per il Cornedo. Per il Cornedo ovviamente ha visto una deviazione. Laterale Cailotto, tutta una serie di blocchi, Zini! Gol Cornedo! Leo Zini! Quando la riesce a calciare così è difficile per qualsiasi portiere. Quel mancino lì, l'ho detto nel primo tempo, quando è bello caldo può fare di tutto. Anche perché non è che fosse proprio ben coordinato, è riuscito a calciarla talmente bene che la palla è arrivata all'incrocio dei pali. Buono lo scavetto qui di Cailotto per Tibaldo, che ha un controllo non felicissimo. Non sapeva bene come controllare quel pallone, se di petto o di piede. Cailotto, alto recupero alto, prova a saltare Tumiatti, non ci riesce. Sì, intanto ovviamente vediamo un po' un giro negli altri campi. Aosta Energy 1-1, 4-1 nel sesto sul campo delle Crema, ancora avanti il Fiano sull'isola 2-1, il quarto sta battendo il Villorba. Palla per Cailotto dentro, buono Cailotto, salva Gonella. Ha ripreso il ritmo il Cornedo, dopo ovviamente la rete di Zini ha trovato Sì, anche un po' di che fiducia. Era da un po' che la squadra non partiva, diciamo, un po' così in difficoltà nel secondo tempo. Zini! La reazione del portiere dell'Alto, che ha letteralmente fissato, vediamo se si vede dal replay,
letteralmente fissato Zini come per dire vabbè che faccio, guarda. E dove l'hai messa? Come la paro? Bravo, bella, ancora Zini che recupera, questa volta steso ma sulla palla, ancora Zini recupero per Tibaldo, e sono 3 per Tibaldo. È successo. Lo chiamavano lo strappone. È successo, cioè, dopo quel gol di Zini si è ricompattato molto il Cornedo e ha perso quella fiducia che aveva ritrovato proprio nei primi minuti di alto, e adesso Cornedo è squadra che quando riparte c'è poco da fare, crea difficoltà. Vede bene Tugnatti, ma c'è Grigolato per primo ad arrivare su questa palla. È un secondo tempo che è ripartito anche dove, diciamo, tutto sembra funzionare nella maniera giusta per il Cornedo. Qui prova ad andare da solo Fioraso, sì, prova! E qui niente, sarebbe stata forse l'apoteosi. Sì, diciamo che mi aspettavo già il pala De Gasperi che veniva giù. La colpita, sai cosa? Troppo bene, troppo di collo, e gli è partita troppo centrale. C'è un po' di movimento sulla panchina del Cornedo. Zini ancora una gran giocata, stavolta sull'auto di destra, non riesce a saltare Tugnatti e Portinari. Quelli bravi dicono è in fiducia, e quando uno è in fiducia sta bene. Stanno scaldando adesso sia Carta che D'Alessandro. Cailotto all'indietro su Grigolato, Viva il giro palla blu Amaranto. Zini questa volta chiede un po' troppo ai suoi. Sugli altri campi cambia sostanzialmente nulla, se vogliamo l'Isola ha accorciato col Fiano, ora è 2-1 per il Fiano. Ma la Aosta è in vantaggio con l'Energy, invece vedevo. Sì, Aosta è 2-1 con l'Energy, e Orange è sempre 6-0 con l'Olimpia. Quartu Villorba 2-1 e Videoton Cremare al sesto 1-4. Dentro Carta per il Cornedo. Un mancino per un mancino. Anche lei aveva giocato qualche spezzone con l'Energy, entrando spesso anche nelle giocate molto importanti. Entra e va a spendere subito un fallo Carta su Filippin. Si gioca, Murillo lotta contro Grigolato, va a ringhiare Murillo, palla per Filippin, non gli riesce il controllo, sarà rimessa laterale per il Cornedo. Tra l'altro Carta che almeno 2 settimane fa aveva anche un problemino, poco prima della partita ce l'aveva parlato. Mamma che rischio qui tra Cailotto e Grigolato, si scusa Cailotto con il suo capitano. Sì, ci aveva parlato comunque sulla palla di un problemino che poi alla fine in realtà non ha compromesso il suo utilizzo durante la partita, ma non era proprio al 100%. Adesso vediamo come entrerà in partita. Apre il Cornedo su Fioraso, bene per Tibaldo, un controllo stavolta impreciso. Si fanno tutti a scaldare la panchina del Cornedo con Pretto, D'Alessandro e Dal Pezzo. Sale Zarantonello, la tiene dentro ma Carta recupera la palla, e quello che è un po' il secondo padre di Cristiano, cioè Murga, esatto, che lo va a caricare un po'. Palla per Fioraso, la lascia lì per Cailotto. Grigolato preferisce non rischiare e mettere la palla in tribuna. Strappo veloce, dicevamo prima, del Cornedo qui, che in 3 minuti ha segnato 3 gol e ha un po' tornato reale in quella che era una oggettiva ottima inizio di ripresa da parte dell'Alto. La partenza è stata veramente forte con quel gol trovato che poteva fare molto male a Cornedo, poi quel sinistro di Zini si è acceso
e da lì un appannamento evidente da parte degli ospiti che ha portato poi a 2 reti ravvicinate, ancora con Zini e poi con Tibaldo, quindi ovviamente adesso è chiamato di nuovo a trovare un gol. Spazio per Filippin, ha salvato Grigolato. Infatti dicevamo Alto che è chiamato a trovare subito un gol per poi tornare in partita, qui ci va molto vicino con Filippin, è angolo e lo stesso numero 23 andrà a battere. Si muove Zarantonello, riceve lui, però l'arbitro voleva, anzi aveva già detto che avrebbe fischiato lui. Ecco ancora lui, Zarantonello, bravo qui, Fioraso, poi altra palla toccata da Zarantonello, voleva un ultimo tocco di Grigolato che l'arbitro non ha visto e quindi rimessa sull'Amaranto. Tanto ovviamente come all'andata ci avevano riservato un saluto l'amico Marco Mara dalla telecronaca dal Palaranzi, riserviamo anche noi alla voce dell'Alto un caro saluto, anche l'abbiamo visto qui in tribuna al Pala De Gasperi. Un saluto a lui e sempre tanta stima e tanto apprezzamento per la passione che mette sempre nel suo compito di divulgazione delle vicende sportive dell'Alto. Mannuni va ad aprire su Filippin, va a puntare carta, Filippin fuori davvero di poco, la puntata di Filippin. Filippin che sta cercando quei gol dell'ex che ha trovato anche nella partita di andata e che oggi ad ora ancora non ha trovato, ma ci sta. Mamma mia che rischio di carta! Sì. Si dispera carta perché si è reso conto dell'errore. Può giocare più sereno però Cristiano, lo sappiamo. Quindi è la seconda punizione dal limite che non si vede spesso, insomma. Addirittura 2 nello stesso tempo, in pochi minuti in realtà. Vediamo, ci sono Zarantonello e Salà. Vediamo un po' come se la giocheranno. E Murga che danza. Bella la danza dello spagnolo, sì. Quello è un problemino del parquet del Pala De Gasperi. Salva Tibaldo sulla linea. Ancora Filippin trova solamente il profilo laterale della porta. Fuori Cailotto, dentro Tommaso D'Alessandro per il Cornedo, classe 2009, il giocatore padovano, punto di forza delle giovanili blu Amaranto. Del Mannuni va a ringhiare proprio su di lui D'Alessandro e c'è la carica da parte della panchina della blu Amaranto che va a incoraggiare il giovanissimo 2009. Sono arrivati 2 pareggi importanti intanto, Energy in casa della Aosta e anche Avis Isola ha trovato il pareggio sul campo del Fiano. Tanto la palla rimane lì, salva Murga. Allora, diciamolo, adesso, attenzione perché c'è un problemino per carta, mi sembra. Sì. Dicevamo, è una partita questa che non sta ovviamente vivendo su dei canoni di un tatticismo particolare, si gioca liberi, quindi ci sono tanti errori, tante occasioni, è una partita sicuramente divertente, diciamo una partita di fine stagione si può dire, mi sembra una bestemmia. No, nonostante Cornedo poi non abbia finito qui la stagione. Attenzione. Questo è forse l'errore più clamoroso che abbiamo visto oggi. Zanoncini a porta vuota aveva anche saltato Fioraso ma ha calciato fuori col mancino. Mi sento da dire che non è mancino? No, lui è mancino. È mancino, ok. È mancino. Volevo salvarlo. Bravo Carta, qui recupera con Murga. Recupera palla.
Guarda cosa ho visto, Murga con l'occhio ha guardato Cristiano Carta perché voleva ridargli quella palla in profondità, perché Murga vuole che Cristiano trovi il gol. E non so neanche dove l'abbia visto tra l'altro, perché ce l'aveva proprio dietro. Ma lui lo cercava. Deve avere una vista periferica che parte da dietro la testa. Zarantonello se la prende con Carta, prendersela con Cristiano, veramente è comico, la persona più calma e tranquilla dell'universo. Adesso esce perché effettivamente sembrava mentalmente un po', forse su quell'errore, no? Su quell'retropassaggio per Fioraso è rimasto un po' lì mentalmente. Esce Gonella ma poi ritorna in porta. Attacca il Magnoni adesso. Bello che è Lotto che va da Carta a cercare di spiegargli. Guarda il forcing di Boschetto su di lui. Attenzione al terzo fallo. Beh, diciamo che Boschetto ha dato una pressione molto alta, molto fisica, ci sta il fallo. Zarantonello, il capitano dell'Alto, in buca per Zaroncini, tra le linee filippine. Ringhia su di lui D'Alessandro, che ovviamente si sta mettendo tutta quella voglia che ci devi mettere quando hai 16-17 anni e giochi in prima squadra. È bello vedere tutti i giovani, 2 settimane fa ancora di più li vedevamo tutti in campo. Non sapere di poter contare. D'Alessandro su di lui! Sta giocando con una determinazione davvero encomiabile e tutta la panchina lo applaude. Grande carica per Tommaso D'Alessandro. Ha 16 anni D'Alessandro perché 17 li farà a dicembre. Sì. Porta vuota Cornedo, Ancora Murga che riesce a far arrivare la palla proprio ad Alessandro, che la tiene, fa salire la squadra, si va da Boschetto contro Zarantonello, no look di Murga proprio per D'Alessandro, qui adesso perde l'attimo e non riesce a far arrivare la palla a Cailotto. Ma insomma è veramente sempre bello vedere i ragazzi, i beni che si guadagnano, perché sono minuti guadagnati questi, non certo regalati. Fioraso, che bella uscita qua del Cornedo. Murga per Cailotto, va a pressare su di lui Filippin. È arrivata la brutta notizia per il Videoton Crema perché sull'Avis è avanti 3-2 sul piano e quindi in questo momento Avis e playoff, mentre il Videoton Crema rimane fuori. Ah sì. Videoton Crema che però è su 3-4, quindi Supera palla dal pezzo su Salah Mannuni, va a puntare dal pezzo, chiede un po' troppo qui, la rimessa è dell'Alto, ma è bello, perdonami, che anche se sbagli è bello che un ragazzino come Francesco non vada a snaturare il suo gioco e provi le giocate che fanno parte del suo DNA. è la grinta quello che non deve mai mancare, lo ripetiamo sempre, soprattutto quando si tratta di ragazzi di 16, 17, 18 anni. Quello che devono mettere è difficile, non puoi mettere l'esperienza, non puoi mettere giocate tecniche di alta scuola, però devi mettere la grinta. E l'abbiamo visto 2 settimane fa, in grande emergenza, stiamo vedendo che oggi far girare molto questi ragazzi che cercano di dare tutto quello che hanno, che possono dare in questa fase della loro vita. Era andato verso destra dal pezzo, Boschetto gliel'aveva data in profondità sul lato opposto del fronte. Attenzione! Va a rinviare dal pezzo. Ma vedi, vanno su tutti i palloni, no? Vedi? Sì. Cioè, si provano. Recupera la palla con intelligenza Grigolato. Ancora. Dal pezzo ci prova. Zarantonello per Filippin, rinvia Cailotto su di lui. Ancora il capitano Zarantonello dal pezzo su di lui, viene la profondità per Murillo, ha un po' di spazio Murillo, la puntata sui piedi di capitano Grigolato. No, sai, vede in campo anche un grande esempio come Cailotto, che è cresciuto tanto negli ultimi 2 anni
Io posso dirti l'ultima commentata. Che gol! Mamma mia, che gol! Gol dell'Alto, numero 11 Murillo. E qui è veramente un grande gol che non ce l'aspettavamo nemmeno noi, doppio palo. Vediamo se era già entrata la palla, se riusciamo a Probabilmente capirlo. no. Probabilmente no. Era doppio palo. Era doppio palo e Murillo prova a riaprirla. Rimane comunque ancora più 3 il Cornedo. Parlavo del fatto di vedere la crescita di Cailotto, quindi anche per un giovanissimo vedere Cailotto come è cresciuto negli ultimi 2 anni è un bello stimolo. Attenzione perché qui si è fatto male, ha messo male probabilmente la caviglia Boschetto. E purtroppo non è una bella notizia per il Cornedo, perché purtroppo quella caviglia lì è stata parecchio martoriata quest'anno, infatti vediamo la sofferenza di Nicolas. C'è stato uno scontro, diciamo, assolutamente di gioco e ha proprio messo male l'appoggio del sinistro. Si è immediatamente accasciato a terra. Speriamo veramente che non si tratti di nulla di grave per Nicolas Boschetto. Che adesso esce dal rettangolo di gioco, dentro Zini al suo posto. Cailotto, agli aeroraggio di Cailotto che poi in qualche modo consente a Fioraso di arrivare su questa palla. Murga, Cailotto, spazio per Zini, va da Murga, prima intenzione per Cailotto, Cailotto viene spinto da Filippin, palla sparata in tribuna. Colpito un ragazzo del pubblico, ma con lei Filippin va a scudarsi. Rimessa laterale Cornedo con Jesus Murga. Palla dentro, Zini va a ringhiare su Murillo, sporca il tentativo di contropiede dell'Alto. Intanto scena di intesa tra Murillo e Filippin. Murillo dice non ho sentito che me l'hai chiamata. Giro palla dell'Alto adesso. 7-21 alla fine. E conoscendo i derby Cristiano, secondo me questa partita non è ancora finita. No, assolutamente, poi il tempo è ancora tanto. Zini bene su Portinari qua. Grande sale intanto Gonella, il tiro di Gonella e salva Fioraso in spaccata. Murillo sul punto di battuta, fuori per Portinari, l'ultimo a toccare è proprio il numero 6 dell'Alto. Tanto ci danno il primo finale, se è corretto. Il quarto pare che abbia battuto 3-1 il Futsal Villorba e quindi Villorba che chiude penultimo e quarto terzultimo, quindi avrà il vantaggio del ritorno in casa. del campo. No, del campo, bravo. Zini, Ancora Zini, l'ha tenuto. la maglia leggermente trattenuta. L'arbitro questo non se la sta ridendo, non ho capito cosa sta ridendo. Ma... Cailotto contro Portinari, i due si conoscono molto bene da tanti anni. 2004 Cailotto, 2003 Portinari. A livello giovanile si sono affrontati un numero indefinito di volte. Zini col mancino in mezzo a due Zini, attenzione, perde la palla, ripartenza di Filippin, 1 contro 1 con Fioraso, l'errore madornale qua. Ancora Filippin protagonista, anche questa volta non riesce a trovare la via del gol. Attenzione qui che è uscito con la conclusione, ancora i portieri protagonisti anche in fase offensiva. Va a rinviare Tibaldo adesso su Murillo. Murillo la protegge, la tiene in campo. Prova a alzarla anche, bravo Murillo. C'è Grigolato che la tiene con la testa ma non riesce però
a tenere la palla in campo. Bella 5:49 alla fine della partita, 7-4 Cornedo. Abbiamo visto il tiro di Giovanni Gonnella. La spinta del Pala De Gasperi, adesso Gonnella gioca come quinto di movimento, dietro Lino Caiche, fuori per Zarantonello. Zarantonello non riesce a superare Tibaldo, gli sporca il possesso, dentro Zanoncini adesso come portiere di movimento per l'Alto. 5:31. Anche capitano dell'Alto oggi, uno dei migliori in campo. Sì. Sta correndo tantissimo Zarantonello. Chiama una giocata adesso con Sicuramente l'uomo in il più. campo dei suoi, Marco Zarantonello, che non si intende con No, Tibaldo non ho capito. No, sai cosa? Ha visto che il portiere non era uscito e quindi attenzione, c'è spazio per il tiro dell'Alto, salva Cornedo. Dicevamo nell'occasione precedente Tibaldo aveva visto che non era venuto il cambio dei giocatori dell'Alto, il portiere era rimasto fuori e non aveva provato ad accelerare la ripresa del gioco per andare a porta vuota. Portinari in parallela, Zarantonello, c'è Zini sulla sua strada che gli blocca il passaggio. L'Isola mai ha preso il largo, 3-6 adesso il risultato, quindi diciamo che probabilmente potrebbe essere la Vis Isola la quarta squadra in playoff. Gira palla, bene Zini su Portinari, questa volta viene dato la rimessa laterale al Cornedo, non lo so, non sono molto convinto. Burga, bene per Zini, va da Tibaldo, aveva cercato di dare la palla di ritorno a Zini, ma Zini era rientrato per dare copertura. Fuori Zini, dentro Cailotto, 4 minuti e 21 alla fine, ancora portiere in movimento, Zarantonello per Portinari, Zanoncini, Portinari per Zarantonello, c'è spazio per Caiche, c'è spazio adesso per Zarantonello, gira bene palla d'alto, Bravo qui. chiuso nell'ottimo senso della posizione di Grigolato. Portinari per ultimo a girare palla su Zanoncini col mancino. Portinari vuole il tiro, Tibaldo gli dice di no. Palla in rimessa laterale. Murillo. Recupera palla Cailotto, porta vuota, palo! Non ha nemmeno guardato, ha calciato senza guardare. Altra palla a cercare il tiro di movimento, adesso sì. Il time out chiesto dalla panchina del Cornedo. Time out chiesto panchina Futsal Cornedo. E 30 secondi alla fine della regular season del campionato di Serie 2, 3 minuti e 30 alla fine della stagione dell'Alto,
e Corredo che invece si dovrà preparare per i playoff. 3:24, possibilità di portiere in movimento ancora per l'Alto. No, incredibile, Finiscono bene. incredibile errore. Attenzione, ci sono tanti errori, due squadre stanche. No, è incredibile, che sto ancora ripensando a quegli errori lì che sono rimasti interdetti del tutto. Fioraso va fino in fondo, Fioraso la trova Gonella, Murga. No! Che pallonetto che aveva trovato Murga. 3 minuti tondi, 3 minuti tondi. Altra palla lunga a cercare Murillo, attenzione! Quasi non se l'aspettava Fioraso quella palla. Murga in parallela per Zini, adesso c'è molta stanchezza, tanti errori da una parte e dall'altra. 2:44, Murillo la tiene lì, porta è vuota, Tibaldo può andare, Murga. No, ha salvato Zanoncini. Clamorosa anche questa per Murga, è arrivato leggermente lungo sul controllo. Dentro Gonella per Zarantonello, adesso il corrido è alto perché vuole provare a non permettere all'alto di mettere il portiere. Vediamo, gran giocata di Zarantonello, Murillo salva Tibaldo. Va segnalato comunque Cri che l'alto non ha mai mollato e non sta mollando ancora adesso quando mancano 2:22 ed è ovviamente una cosa da sottolineare. C'è spazio per Zarantonello, è solo! Salva, non ho capito se Tibaldo o Fioraso. Giocato di Portinari per Murillo, lo porta fuori Tibaldo, sporca il passaggio. Sicuramente Zarantonello e Murillo i due migliori dell'Alto. Il Cornedo, ti dico, probabilmente Tibaldo per la tripletta. Dai che è dentro! E Zini perché, probabilmente quel gol ha un po' indirizzato. Rimessa in gioco Corredo con Zini. Meno di 2 minuti. Che controllo da parte di Lino Caiche. Una volta quelli bravi dicevano al Bostic. Altra palla buona, Cailotto, in 2 contro 1. Zini, Ora è diventato un 3 contro 2. Cailo! Corella! Sta sprecando un pochino adesso il Cornedo sulle ripartenze. Anche qui probabilmente la palla è arrivata un po' troppo lenta a Cailotto, altrimenti avrebbe utilizzato la possibilità di tiro di prima che non gli è riuscita. 1:44, stiamo per entrare negli ultimi 90 secondi della regular season. Visto il tacco in parallela di Murga. Mi dicono che è un errore da parte del Corredo con Agricolato. Portinari! Palo. Traversa. Direi più palo che traversa. Era un po' più da palo questo. Attenzione ancora Zini e anche stavolta non entra. Carta, da dare un po' di ordine. Vediamo lì se fanno rivedere. Allora, siamo in live. Cailotto, viene Grigolato. La palla che è fuori. Palla in tribuna. Vediamo adesso si è con il replay con Zini che prova la palla che rimane lì. Niente, anche stavolta non è entrata. Ultimo minuto di gioco con quello era il palo invece. l'Alto che adesso gioca con il portiere in movimento. Deve salto, gli ultimi istanti di partita. Diciamo anche qui che con questo risultato il Cornedo ottiene quello che voleva, e cioè avere il vantaggio del ritorno in casa nel primo turno playoff con l'Olimpia Verona. E poi insomma stagione regolare chiusa da imbattuta in casa. Sì, questa è un'altra bella Vediamo cosa. che il Padre Gasperi è imbattuto dal 15 marzo
in campionato, perché purtroppo perché il Coppa è saltato. è l'active quel... Stavo per dirlo, ma in realtà mi corretto subito. È rientrato Boschetta e questa è una cosa positiva. Il campionato sì, è imbattuto al Padre Gasperi dal 15 marzo del 2025. 20 secondi alla fine della partita. Altro Non è recupero. finita perché l'Alto ci prova ancora il tiro di Portinari a lato. Lancio lungo a cercare Cailotto di testa. Non l'aveva sfiorata neanche di tantissimo. Forse l'ha toccata proprio Giorgonella. No. No! Mamma mia, avrebbe segnato carta. E invece la rimessa era per l'Alto, mi pare di sì. Sì. Si era fatto trovare pronto. No, in realtà è rimessa Cornedo, ma Si era fatto trovare pronto Cricarta. è angolo, però c'è la portiera a terra probabilmente, non mi viene da dire. Dal pezzo dietro per Fioraso. Popolo del Paladante termina il derby con il risultato di Corredo 7, Alto Vicentino 4, e con questa partita termina anche la stagione regolare, per cui direi un grande applauso sia agli ospiti dell'Alto Vicentino che ai nostri ragazzi per lo strepitoso campionato che hanno fatto. E adesso appuntamento per i playoff, primo ostacolo Olimpia Verona. Vediamo chi è più forte adesso. Chiudi tu dopo qua tutto. Tu controllami musica.